Ho ripreso a recitare dopo molti mesi e avevo un minimo di preoccupazione, anche perché insomma bisogna riprendere la mano, però la mano, la voce, il ritmo, il corpo, però è andata bene, il pubblico c'è stato subito, avevo paura di ste mascherine, ma invece hanno riso lo stesso anche con le mascherine, hanno applaudito tanto, è andata bene. La mascherina griffata del Teatro Comunale di Monfalcone. Mica male, Un po' strettina forse, però come dicono i commessi, quelli bravi, dicono guardi è un po' piccola ma è un tessuto che portandolo cede. È tradizione prima di fare le prove tecniche, fare un giretto per il centro, fare un po' di shopping. Che dici, è un po' il mio genere questo? Forse più questo? Questa sì è la cosa giusta per me. 88 euro tra l'altro, neanche troppo. Insomma, vengo qua a Monfalcone, c'è una specie di fiera delle biciclette. Grande rispetto per i ciclisti, per tutte le loro evoluzioni, però io che sono un automobilista proprio zero, interesse zero. Teatro Comunale di Monfalcone, teatro al quale sono molto legato, ho fatto qui quasi tutti i miei spettacoli negli anni, ho fatto anche delle belle serate per l'associazione Amianto Mai Più, che ha combattuto una battaglia importante anche legale. E, insomma, è una città alla quale sono molto legato, teatralmente viva, molto cambiata, però questo teatro è rimasto in buone mani e questo mi fa piacere. Quando ero piccolo